Luce accese, macchina in movimento, campionato europeo, gruppo Orogel, prima prova, 1 Wauka, 2 Drôle de Jet, 3 Vernissage Griff, 4 Uragano 3B, 5 Cockstyle, 6 Santiago de Leon, in seconda fila 7 Speciales, 8 Arazzi Bocco, 9 Tina Turner, 10 Peace of Mind, 12 Tango Negro. Macchina che acquisisce velocità, va per lasciare i concorrenti partiti in questo istante. Stacco della macchina con Uragano 3B che sopravanza Vernissage Griff al largo Santiago de Leon fra i tre Cockstyle. Scende alla corda Uragano 3B che è battistrada nei confronti di Vernissage Griff al largo Cockstyle. Lungo i birilli terza Wauka seguita da Speciales. Seconda pariglia di fuori per Drôle de Jet. Il lancio in 14. Si va al completamento del primo quarto di gara. Si formano più pariglie. I 400 metri iniziali passati dal leader in 29,3. Uragano 3B battistrada nei confronti di Vernissage Griff. Aria in faccia Cockstyle. Poi la coppia composta da Wauka e Drôle de Jet, quindi quella formata da Speciales e Arazzi Bocco che si porta in scia Tango Negro, i 600 nell'ordine del 45. Viene via Drôle de Jet in terza corsia, in aggiramento su Cockstyle davanti alle tribune. I due si protendono al fianco di Uragano 3B, il primo giro di corsa in 59,6. Ne viene fuori una prima parte di gara tattica con Uragano 3B che replica la presenza esterna di Cockstyle e Drôle de Jet che ripiega nuovamente in seconda pariglia di fuori. I 1000 iniziali in 1:13,8 per Uragano 3B che guida nei confronti di Cockstyle al largo, poi Vernissage Griff, ancora Drôle de Jet, quindi Arazzi Bocco. Si va verso i 1.200 chiusi a un paletto in 14,4, 28,3 i 1.200 in vantaggio Uragano 3B con all'esterno Cockstyle, poi Vernissage Griff e Drôle de Jet quando si viene verso l'ingresso della dritta arrivo con Uragano 3B e Cockstyle alle prese. Arazzi Bocco che avanza a centropista, a 100 al termine, Uragano 3B in vantaggio, Vernissage Griff di dentro, al largo Cockstyle, Uragano 3B che si difende da Cockstyle che lo rimonta, Cockstyle che stampa Uragano 3B al terzo, di dentro Vernissage Griff, 1,56 e 27,8 l'ultimo quarto, 1600 metri entrando nello strappo a partire, tutti di fuori scoperto per Antonio Di Nardo e Cockstyle, il train di Gennaro Casillo, i colori della Santese. Andiamo a rivedere la dritta arrivo, Uragano 3B è in vantaggio, sempre avere respinto il primo tentativo di Cockstyle che poi rimane caparbio all'esterno, rimonta palmo a palmo Uragano 3B, a contatto di dentro Vernissage Griff, al largo non inquadrato Arazzi Bocco, Cockstyle che insiste, rimonta Uragano 3B e si va a riprendere quello che Montecatini gli aveva negato. Cockstyle che è di diritto in finale nel race-off del campionato europeo e c'è ancora da correre la seconda prova. La linea va a Via Riberti.